Buongiorno da Portoviro, la palestra Eurobody ASD di Portoviro, riconosciuta come palestra della salute. Un riconoscimento importante nell'ambito del programma regionale del Veneto PP2 Comunità Attive, del piano regionale della prevenzione 2020-2025. Alla cerimonia di riconoscimento erano presenti figure istituzionali di rilievo, tra cui il vice sindaco di Portoviro Thomas Giaccon, l'assessore regionale Valeria Mantovan, l'assessore allo sport Michele Capanna ed il direttore dell'US5 dottor Pietro Girardi. Complimenti quindi a Eurobody ASD e in particolar modo ad Ermanno Marangon e Fabrizio Gazzignato, fondatori di questa importante realtà. Ascoltiamo alcuni interventi degli ospiti. Per me è un piacere essere qua, ritornare qua, perché comunque con Ermanno e Fabrizio abbiamo instaurato un rapporto non solo lavorativo dal punto di vista amministrazione e attività, ma anche di amicizia. E credo che oggi siamo qua per dare un merito non solo alle attività e al premio che loro hanno ricevuto, al riconoscimento, ma anche e soprattutto alle due persone che si sono prodigate in questi tanti anni per riuscire a far sì che questa attività e questa realtà diventi un lustro non solo per la città di Portoviro ma per tutta la regione. Con questa palestra, che in realtà è un punto di riferimento storico della nostra città, andiamo ad offrire un maggiore servizio anche alla comunità. Quindi una duplice veste, quella appunto di offrire maggiori come dicevo, servizi ai nostri cittadini che ne hanno chiaramente bisogno con figure professionali qualificate, ma anche uno sviluppo importante dal punto di vista imprenditoriale di una realtà che ha saputo innovarsi anche con lo spirito di fare il bene comune. Io ringrazio naturalmente tutti voi che vi date da fare da sempre, da tantissimi anni. Ringrazio l'ASL 5 qui rappresentata dal dottor Girardi, ma anche dalla dottoressa, che proprio anche grazie alla dottoressa Fava, anche grazie a questo progetto ha fatto sì che Portoviro venisse premiata quest'anno come comunità attiva, cioè come una comunità che si impegna nel fare del bene, nel promuovere anche il movimento e la salute sportiva dei nostri cittadini. Che l'esercizio fisico è uno degli strumenti migliori per prevenire e curare le malattie croniche degenerative, perché potenzia la funzione del cuore e dei polmoni, aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari, riducendo la pressione arteriosa, il colesterolo, i trigliceridi, la glicemia, che sono notoriamente importanti fattori di rischio cardiovascolare. Migliora l'agilità, la forza, perché potenzia i muscoli, le ossa, le articolazioni, potenzia il sistema immunitario e contribuisce anche al benessere psicologico delle persone, perché riduce ansia, depressione e favorisce l'inserimento sociale, favorisce i rapporti sociali.